Ciao ragazzi, benvenuti. Sesto e ultimo video della serie Creo il mio sito da zero. Sesto video dove andiamo a vedere la creazione di una dinamica di cui sicuramente avrete bisogno, ok? Per renderla un po' più performante, perché è una dinamica che è già presente all'interno del tema, ma ovviamente è strutturata a modo mio, l'ho costruita io manualmente. Sto parlando delle breadcrumbs, le briciole di pane. Allora, in questo ultimo episodio voglio mostrarvi come fare a trasformare quelle in breadcrumbs dinamiche che possono essere gestite attraverso Yoast piuttosto che RankMath. Io adesso lo farò con Yoast ovviamente perché mi è più comodo, mi è più familiare. Al momento sto continuando a utilizzarlo con piacere, nonostante tutti mi dicano di passare a RankMath. Allora, detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video, chiedetemi tutto nei commenti, ripassatevi tutti gli altri 5 video. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Voglio dire, a marzo, tempo permettendo, quando finalmente un po', in teoria dovrei avere un po' di calo di lavoro, conto di iniziare una nuova serie, ma ve ne parlo più avanti. Potrebbe anche essere che nelle prossime settimane escano solamente i video quelli in cui parlo e non tutorial, perché sono veramente messo con le bombe questo periodo qua. Ok? Bando alle ciance ragazzi, sigla! Vi siete iscritti? Grazie millissime, dai che andiamo! Allora, ovviamente, la prima cosa che dobbiamo andare a fare, qui abbiamo già un aggiornamento in corso, vediamo che cazzo è. Cominciamo già bene. Ah, ok, vabbè, è uscito nel frattempo qualche settimana fa. Adesso, quando voi vedrete il video, anche se non è che sono con tantissimo anticipo, oggi è il 9 febbraio, come potete vedere, ok? E voi vedrete questo video, penso, verso fine metà febbraio, credo in teoria, forse anche no. Detto questo, allora, l'aggiornamento l'ho già fatto, quindi è andato plugin, aggiungi nuovo e andiamo a caricare ovviamente subito SEO by Yoast. Vediamo se così me lo trova, altrimenti scriviamo Yoast e basta. Eccolo qui, lo installiamo. Con calma, mi raccomando, tutta la tranquillità del mondo oggi. Oggi nessuno ha fretta, a parte me. Ok, attiviamo Yoast. Yoast, come ben sapete chi di voi lo usa, ma anche RankMath è uno di quei plugin che ovviamente va a creare una nuova voce di menu. Andiamo subito a impostare queste voci che ci servono. Dalla sezione aspetto della ricerca andiamo a vedere la sezione breadcrumbs, tutto il resto delle impostazioni magari potrei farci un video per spiegarvi come impostarlo. Abilito, ovviamente, qui vado a mettermi la freccettina, che mi piace, il current right, visto che ce l'ho, qua lascio tutto uguale, me ne sbatto i maroni, pace all'anima, salvo le modifiche, ok? Ovviamente il fatto di aver attivato Yoast non vuol dire che Yoast funzioni, cioè queste breadcrumbs attive non funzioneranno perché? Semplicemente perché l'utilizzo della funzione breadcrumbs è spiegata nel nostro articolo della knowledge base sull'implementazione dei breadcrumbs, delle briciole di pane, molto importanti per il posizionamento amico, come puoi vivere senza. Quindi di conseguenza, ovviamente il mio tema non le caga di striscio, perché? Perché non è presente il supporto. Allora andiamo a vedere come crearci il supporto. Quindi andare a implementare le breadcrumbs è facilissimo. Di Yoast, di RankMath non l'ho ancora mai fatto, ma penso che sia una boiata uguale. Si clicca sul link, si scrolla qua sotto, a un certo punto trovate il codice, ve lo pigliate, Command C e andiamo a definirlo dove vogliamo. E a questo punto quasi quasi farei un template tipo. Potremmo fare un template, perché ho chiuso, nuovo file, potremmo fare un template che chiamiamo proprio breadcrumbs, scritto giusto, .php, ok, e vado a incollare il codice delle breadcrumbs giusto qui dentro. Vado a sostituire un attimino. Allora, io le breadcrumbs ce le ho nelle pagine, tutte le pagine ovviamente, e come potete vedere sono state stupidamente, forse anche, le ho inserite in tutte le pagine. Avrei potuto già inizialmente fare un template esterno, quindi andiamo a rimediare a questa cosa, perché sennò diventano tutte le rotture di palle. Allora, io qui ho semplicemente un P che non ha nessun ID, quindi lo posso lasciare anche così, dovrebbe già funzionare. Allora, potrei fare una cosa di questo tipo, quindi lasciare questa parte, tiro via questo, ok, vediamo se poi la formattazione regge, ma penso che non dovrebbero esserci grossi problemi. Allora qui vado ad aprire PHP, faccio un echo e gli dico get template part, dove sei qua, e gli dico breadcrumbs, ok, che si trova però dentro la cartella, aspetta, sto sbagliando il percorso, giustamente template parts, template -parts, ok, e me lo dovrebbe pigliare senza problemi. Adesso vediamo se è vero, anche tra parentesi. salvo, ok, questo è un page, quindi vediamo dove è un page, questo dovrebbe essere
questo dovrebbe essere un template page, ok, vediamo se è vero. Tac. Ok, allora sì, in teoria dovremmo anche esserci, vediamo. Tac tac, se io vado, no, questi qua li devo ancora fare, che cazzata sto dicendo. Allora, molto bene, page, pagina di esempio, ok, mi sembra che si sta leggendo, provo a vedere se il template è corretto, quindi vado a modificare la pagina. Sapete che il mio tema ha 3 template che si possono implementare all'interno delle pagine, che sono il predefinito, che dovrebbe essere quello con la sidebar, il no sidebar e il full size, quindi teoricamente questo qua dovrebbe essere già fatto. Allora, aspetta che andiamo a sistemare quindi sta cosa qua in tutte le pagine del sito. Fate velocemente questo passaggio, dovete semplicemente tirar via questo e sostituirlo, ok? Quindi ahimè dovete farlo a mano e con tutta la calma del mondo in tutte le pagine del sito. Veramente ho fatto una grandissima cazzata qua, potevo tranquillamente andare ad inserirlo in maniera dinamica come ho fatto. Magari potrebbe essere che io un prossimo aggiornamento una sistemattina gliela vado a dare a sta cosa qua. Allora anche nelle index non c'è di sicuro la breadcrumbs, credo, in teoria, anche no, sai com'è. Allora nel search c'è la breadcrumbs, ovviamente sì, vado a salvare, poi nella single c'è la breadcrumbs, ovviamente sì, vado a salvare, e poi ci sono i vari template content, di cui questo qui che vado a piazzare qua, questo qui che vado a piazzare, dove cacchio sei? Qua, ok, salvo, e poi questo qui, template post, che è quello per gli articoli, che vado a piazzare qua e salvo. Vediamo se i conti tornano. Quindi in teoria adesso tutte le pagine del sito, dato che le ho sostituite non si può sbagliare, voglio dire, dovrebbero per forza di cose o funzionano o sto facendo una minchiata. Vediamo, molto bene, vedete, tac tac, è già tutto perfettamente formattato. Poi ovviamente potete formattarlo come vi pare, nel mio sito ad esempio è formattato in maniera completamente diversa. Molto molto bene. Allora proviamo anche la 404 per sicurezza, vediamo cosa ci dice. Tac tac tac, 404, pagina non trovata. Ok, perfetto, molto bene, ottimo ottimo lavoro. Ok, allora avete visto che tutto sommato, cioè, implementare questa funzionalità è stato veramente una passeggiata di salute, non è niente di che. Allora, prima di terminare, l'ultima cosa che vi volevo mostrare, che vi ho accennato anche prima, che magari date per scontata, perché? Perché poi comunque alla fine della fiera, ragazzi, la costruzione di tutte le altre pagine di questa struttura per andare a terminare la personalizzazione del sito obiettivamente passa dallo stesso identico lavoro che abbiamo fatto con Gutenberg nella home page, ok? Con la possibilità di andare a gestire 3 template, ok? Quindi adesso ve li mostro. Abbiamo il template standard delle pagine, vedete? Quindi no, vado in pagina ad esempio e ve lo mostro di qua. Abbiamo un template standard e ogni volta che voi andate a definire un template, come potete vedere, c'è il template contenuto con la sidebar. Posso modificare questa occorrenza? Assolutamente sì. Andando a gestire per le pagine un template che non abbia la sidebar, aggiorno, ricarico e ho un template che è comunque dentro un contenitore ma non ha la sidebar. Invece per poter gestire Gutenberg a pieno schermo e gestire come volete voi tutto direttamente da Gutenberg, sfruttando anche le sue di classi, c'è il template full size che avevamo sistemato all'inizio, se vi ricordate, che è quello che prevede di avere la piena pagina. Questo per quanto riguarda le pagine. Per quanto riguarda invece gli articoli, in questo caso abbiamo la possibilità di avere il template con la sidebar, o come possiamo vedere qua sotto abbiamo la possibilità di avere il template senza sidebar. Non ho previsto un template full size per questa dinamica, perché? Perché penso che per gli articoli comunque non ci sia la necessità di creare chissà che strutture, chissà quanto articolate, ok? Preferisco rimanere su strutture semplici e che siano utili alla causa, non troppo dispersive e soprattutto con la corretta continuità grafica tra un articolo e l'altro. Non mi piacciono quei siti dove ogni articolo cazzo c'è una grafica diversa e si stravolge tutto costantemente. Bene ragazzi, allora questa serie è momentaneamente finita, sto pensando
pensando che qualche episodio extra lo potrò anche fare andando avanti, mi piacerebbe magari fare il forum di contatto, oppure andare a creare altre dinamiche che magari mi potete dire voi. Insomma, lasciatemi pure nei commenti cosa altro vorreste vedere all'interno di questa serie, e magari potrei fare un lungo episodio extra dove vado a mettere tutti quei puntini su lei. E con questo abbiamo finito, io vi saluto, vi ringrazio, spero che questa serie vi sia piaciuta, noi ci vediamo alla prossima ragazzi, come sempre, see you next time!